Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto veneziano per aiutare un po' quelle persone. Questa è una live un po' economy class, nel senso che molte persone ci contattano e sono arrivati un po' alla frutta, come dice la mia amica saggia, dice sono arrivato. Quando è arrivato all'ultima foglia, dopo aver mangiato due foglie nel piatto, no, perché è a dieta, ma non lo vuol dire nessuno. Dice sono arrivato e non continuo a mangiare, ma visto che noi vogliamo continuare a mangiare, ma l'economia sta andando a rotoli, si può fare un piccolo rituale per, come si suol dire, tirare un po' o raddrizzare un pochettino le sorti, perché magari qualcuno ha ancora benzina. Non dico che siamo alla canna del gas, perché oggi essere a canna del gas è quasi un privilegio di pochi, visto i costi che sta raggiungendo il gas, ma diciamo, no, che quando stiamo toccando il fondo non abbiamo neanche più questi 20 euro per un consulto, continuiamo alle live, a sempre fare le live gratuite, sempre fare le stesse domande ridondanti e ci rendiamo conto che la situazione è veramente è triste, difficile, insomma impegnativa. A questo punto il vostro Marietto, ma già ha fatto un video di questa qualità, il De Garda, no? A questo punto qua vi diamo dei consigli, costano poco, bisogna avere non un piatto ma del riso, io uso un piatto arancione ma potete usare benissimo qualsiasi altro tipo di contenitore, un bicchiere che va benissimo, l'ideale è una coupette così, no? Che potete trovare al supermercato, ma va benissimo anche un pezzo di plastica perché in certe situazioni ci sono persone che insomma non hanno queste possibilità del piatto e del bicchiere, però ammettiamo che siamo con un pezzo di plastica e un bicchiere di un supermercato di plastica, vanno benissimo, non dovete pensare di fare dei grandi investimenti. Poi ci vuole un pennarello nero per poter scrivere le frasi, no? Le frasi che sono brevissime, impossibile sbagliare. Quindi procuratevi un po' di riso, la marca va benissimo qualsiasi tipo di marca, no? Un bicchiere di plastica, se però volete proprio fare le cose fatte bene, di vetro va benissimo, e poi della comunissima carta da cucina, perché è quella che si avvicina di più alla, come si suol dire, alla carta pergamena. Quindi questo rito è un rito semplicissimo da farle chiaramente in luna crescente perché vogliamo raggiungere in determinati giorni della settimana, però questo poco importa, diciamo, voi siete proprio arrivati alla frutta e a questo punto qua volete cercare di dare una mossa alla vostra vita, una smossa. Avete cercato nella New Age, avete cercato nel Reiki, avete cercato negli angeli colorati e purtroppo la situazione è stabile, cioè praticamente stanca, siete praticamente a terra e volete, sapete di avere dei doni, delle qualità, avete sicuramente dei progetti e volete iniziare, volete dare una scossa alla vostra vita. Allora, il riso l'avete capito, l'avete visto, c'è. Il bicchiere c'è. A questo punto il pennarello, se non ce l'avete andate da un vicino di casa a chiederlo. E poi ricordatevi bene queste paroline che dovrete scrivere. A te, Giborà, Leolam, Adonai. Queste paroline sono classiche paroline che si dicono in tutte le salse esoteriche, no? Praticamente diciamo che il nostro Padre Eterno, che per i cattolici, la Keter o il Dio degli israeliani, insomma, quella entità che sovrasta la nostra esistenza sarà sempre con noi nel futuro, in eternità, perché lui è immenso. Quindi non è importante dargli un significato regionale, no? Perché il Padre Eterno, come diceva Sai Baba quando lo incontravo, lui era Gesù, era il Baba, era tutto, no? L'amore non ha confini, ma per canalizzarlo nella nostra mente limitata, scrivete a te, Giborà, ormai Adonai. Però prima di fare questo, attenzione, guardate bene questo simbolino, lo vedete questo simbolino? Scusate che lo metto bene. Questo simbolino bisogna tracciarlo, lo vedete? Questo è il classico simbolino.
giudaico, cristiano, cattolico, poi dopo è stato preso in tutte le salse, lo dipingete con il pennarello dovrebbe essere nero, lo vedete, e lo tracciate. Poi mentre lo tracciate, chiaramente, scrivete la A, la G, la L e la A e nella vostra mente ripetete a te Giborà Leolam Adonai e nel frattempo cosa succede? Succede che pensate al vostro progetto, non so, di trovare una casa, di trovare un'anima gemella, di trovare un bravo consulente esoterico, di poter pagare 20 euro per un consulto con il De Garda o una retro iniziale, insomma cose importanti, non barzellette, no? Non quelle classiche cose che voi, non so, ci sono personaggi che chiamano 20 volte sulle live gratuite e fanno sempre le stesse domande. Cioè, voi dovete responsabilizzare e capire che dal cielo non viene giù niente gratis. E con questo pensiero siete già nella strada giusta. Poi cosa fate? Dopo aver disegnato, pensato al vostro progetto importante, prendete il vostro pezzo di carta, lo mettete nel bicchiere e il riso lo immergete adagio nel bicchiere. Vedete così. E mentre fate questa operazione magica, mentre fate questa operazione importante, potrebbe essere anche un processo. Ipotizziamo che voi avete un processo in corso, in cui sicuramente siete stati dalla parte della ragione, ma per vari motivi italiani, no? Sapete un po' com'è, no? Che si sente telegiornale, corruzione, avvocati di qua, avvocati di là. Ecco, voi adagio inserite il vostro riso e lasciate lì la situazione così. Chiaramente il marietto vi consiglia di farlo in luna crescente. Adesso io non voglio esagerare dicendovi che dovete avere anche una candela bianca o nera vicino, queste cose qua sono un plus, però questo rito è importantissimo da fare quando si è un pochettino alla canna del gas, cioè voglio dire, questo è proprio un'esagerazione perché sapete che con i prezzi del gas, insomma, già chi ha la canna del gas vuol dire che di soldi ne ha. Comunque, a parte il sarcasmo, a parte le battute un po' freddine, questo è un ottimo rito che mi ha insegnato il De Garda parecchio tempo fa, no? E lo utilizziamo anche noi nei vari momenti in cui ci sono delle piccole difficoltà. Bene, cari amici, mi raccomando, seguite sempre i video di De Garda e Manuel Veneziano. Vi ricordo che il De Garda è sempre disponibile per consulti professionali, ma anche per live gratuite alle 21:15 di lunedì e di venerdì e alcune volte presenti col Marietto di mercoledì alle 18. Grazie e alla prossima, ciao!